8,42 e i test molecolari sono 4.490.031. In totale, se siete interessati, sono 8.267.873. 8.267.873. I positivi nelle ultime 24 ore sono 777.842 e i test molecolari sono 4.490.031. In totale, se siete interessati, sono 8.267.873. 8.267.873. I positivi nelle ultime 24 ore sono 728. Però vi ricordo sempre che siamo sabato e la domenica, tant'è vero che sono 12.419 tamponi e quindi l'incidenza del 5,86%. Il numero di positivi dall'inizio, dal 21 febbraio, sono 379.000, 391. Invece ad oggi, isolati nelle loro abitazioni o in ospedale, ci sono 39.644 positivi. Ricordo sempre il dato che ripetita Juvent, che metà di questi sono asintomatici, l'altra metà ha sintomi, diciamo, da pochi sintomi fino a grandi sintomi, e dell'altra metà, il 5% sul totale, sono ospedalizzati, quindi circa 2.000 persone. I ricoverati totali, quindi vuol dire che abbiamo almeno 18-19.000 persone a casa che sono curate o con sintomi quantomeno. I ricoverati totali sono 2.176 più 59. I ricoverati in area non critica sono 1.881 più 49 e in terapia intensiva sono 295 più 10. Allora, se guardiamo il dato, siamo sopra la punta di marzo per i ricoveri, eravamo a 2.068 a marzo, siamo sotto la punta di marzo per le terapie intensive ancora di 49 posti occupati. A marzo eravamo 346. Le terapie intensive non Covid sono quasi 300. Eccole qua. Quindi se sommate le non Covid con le Covid, abbiamo in totale 581 persone in terapia intensiva. Se fossimo a marzo ne avremmo più di 100 a terra, cioè che dovremmo portare fuori regione, se fossimo a marzo. Totale dei decessi 10.538 più 10, dimessi 17.008 in terapia intensiva. Se fossimo a marzo ne avremmo più di 100 a terra, cioè che dovremmo portare fuori regione, se fossimo a marzo. Totale dei decessi 10.538 più 10, dimessi 17.814. Allora, il virus c'è e penso che sia innegabile, basterebbe guardare che in questo momento abbiamo 2.176 persone ricoverate e di queste nelle ultime ore 59 sono stati, diciamo, sono nuovi accessi, anzi per essere esatti nelle ultime ore 49 sono nuovi accessi. Quindi ci vuole prudenza, sicuramente massima attenzione, la preoccupazione c'è, non drammatizziamo perché ne verremo fuori e anche con forza questo giro, però bisogna capire che non siamo sugli scudi, come si dice, no? Si sta combattendo questa battaglia che viene placata sicuramente
anche attutita, se non in maniera forte e importante per i numeri, ma anche dalla campagna vaccinale. E mi sento di ringraziare veramente tutti gli operatori della sanità, soprattutto coloro che sono negli ospedali in questo momento, perché comunque hanno questi oltre 2000 pazienti da curare, manteniamo anche in piedi gli alti e gli altri standard di cura, per cui veramente grazie di cuore per quello che fanno. Ringrazio anche tutto il mondo della vaccinazione. Noi abbiamo circa 1300 persone schierate tutti i giorni. Come vi dicevo, siamo i primi d'Italia per vaccinazioni. Lo dico perché, come vi ho sempre sostenuto, a guardare quelle tabelle là alla fine ci si faceva male e vi abbiamo dimostrato che è proprio come dicevamo noi. Adesso avete osservato, tutti parlano di noi, ma le tabelle sono sempre le stesse più o meno. Perché il vero tema è non solo guardare il magazzino, ma è capire bene anche cosa stai vaccinando. E vi dico che noi ieri abbiamo fatto questa esperienza della campagna vaccinale per accesso diretto, che è nata da una mia idea. Abbiamo buttato un po' il cuore oltre l'ostacolo, no? Pensare di tornare ai primordi della convocazione, quasi come nella Repubblica Veneta, se ricordate, quando ebbero la peste facevano gli editti, facevano le pubblicazioni. In questi giorni magari nei WhatsApp ogni tanto arriva il manifesto del 1770 o del 1630, in cui c'è il leone di San Marco e sotto c'è l'avviso ai cittadini di mettersi in quarantena, di presentarsi ai punti, insomma, allora non avevano i vaccini, ma qualcosa, insomma, somministravano perché c'erano proprio delle chiamate. Comunque i consigli di sanità pubblica erano, no? E ieri è andata bene perché su un target di 3.426 persone della classe 1936 sono stati sostanzialmente vaccinati il 79,5% degli aventi titolo. In più sono stati vaccinati 768 persone in qualità di accompagnatore. E fondamentalmente, guardate, io sono stato lì ieri, erano coniugi, cioè coniugi accompagnatori che quindi siamo riusciti a vaccinare anche molte famiglie, no? Molti nuclei familiari sempre over 80. Funziona, è applicabile il sistema, so che anche a livello nazionale si sta guardando a questo in queste ore, è applicabile a qualsiasi target d'età. Pensate che gli anni più, diciamo, più numerosi, come sono quelli degli fine anni 60 e primi 70, penso il mio anno di nascita, se non ricordo male, sono 85.000, invece della classe 36 erano 35.000, sono 35. 85.000 è ovvio che non riesci a farlo in un giorno, ma puoi spezzettare in base ai mesi di nascita, in base alle giornate, e poi puoi spezzettare il mese di nascita anche con più ore a disposizione, quindi la chiamata la puoi fare. Veramente è modulare questo sistema e penso che è un sistema che noi dobbiamo comunque parallelamente tenere in vita, perché poi i maghi del computer ci hanno risolto tutti i problemi, però vuoi mai che ci sia un problema? Noi abbiamo già collaudato la formula. Ha provato anche Bramezza in sordina a fare una prova ieri a Marano Vicentino, ha funzionato, vaccinato quante? 400 persone anche lì diciamo ad accesso libero, sempre con la solita formula. Quindi, la classe 52. Sì, sì. Perché i medici in medicina fanno dai 70 ai 79 anni, diciamo, come accordo con i medici di base, che stanno e quindi stanno partendo. Grazie anche a voi della stampa che ci avete dato una mano a comunicare. E quindi ovviamente via quotidiani, via servizi televisivi, via radio, quindi grazie di cuore, perché è stato un grande lavoro anche, come si può dire, di squadra, no? E con un alto senso civico ci avete veramente dato una mano e anche sopportato magari i tanti annunci. Ci sarà un'operazione di vaccinazione, io ho detto di mandare, ma non hanno mandato nulla, a Roana, quindi se Bramezza mi ascolta ci mandi i dati, nel senso che anche lì c'era una chiamata
con una squadra vaccinale per vaccinare tutti su in altopiano. Però avevamo le date, avevamo tutto, ma non ci sono arrivate. A parte questo, oggi, allora, intanto vi diciamo che se non ci arrivano i vaccini, evitate di fare polemiche, ma non vacciniamo. Perché non abbiamo più. C'è una bella notizia che mi hanno dato entrando qui, che hanno sbloccato il lotto di Biella, che sono 22.000 dosi che ci permettono di tirar fiato e quindi fare anche domani. Domani dovrebbero arrivare i vaccini, ma se non arrivassero noi non siamo in grado di fare mercoledì, perché non abbiamo più. Siamo a numeri veramente risicati, siamo a qualcosa che potrebbe interessare un paio di ULS, insomma, se si mettessero d'impegno. Ovvio che noi ne stiamo facendo tanti, ne facciamo 30, 31, 32.000 al giorno. Il target che abbiamo dato ai direttori è di 50.000, anche perché dobbiamo pensare che quando arriveranno ancora più vaccini noi dobbiamo essere in grado di vaccinare. Penso che il grande lavoro che possono fare i medici di base sia assolutamente fondamentale, il grande lavoro che possiamo fare con le imprese e con tutti quelli che comunque si metteranno a disposizione per vaccinare. Noi abbiamo solo un pensiero: chiudere, insomma, direi metà mese, gli over 80, per carità resterà qualche eccezione, se ci sarà, indicatecela, non ci offendiamo, però vedo che molte VULS hanno già delle prenotazioni, dichiarano di aver chiuso quantomeno sul fronte delle prenotazioni questa partita. Però per noi è fondamentale da lì poi scendere e cercare, magari anche coadiuvando i medici di base, di puntare a un target. Guardate, noi oggi stiamo vaccinando 74 su 100.000, su 10.000. Cioè oggi la media delle ultime 24 ore è 74 persone vaccinate su 10.000. Vuol dire che noi, se andassimo via di questo ritmo, con questo ritmo, in 136 giorni, è sufficiente fare il calcolo, no? 74, vedete quante volte sta sui 10.000, 136 giorni, e su 136 giorni vaccineremo tutti. Ma considerate che 136 giorni è base 100, cioè vuol dire che i 10.000 per noi sono 10.000 da 0 a 110 anni. Ma se prendiamo invece il target che ci interessa, gli over 60, che è quello che ci interessa di più, verosimilmente i 136 giorni diventano un paio di mesi con questo sforzo vaccinale. Considerate che se si facessero 30.000 vaccini al giorno di media, noi in 10 giorni ne facciamo 300.000, in 100 giorni ne facciamo 3 milioni. 100 giorni sono 3 mesi e non è uno sforzo da poco. Quindi noi veramente vogliamo puntare a arrivare a ridosso dell'estate avendo comunque messo in sicurezza chi deve essere messo in sicurezza. Ricordatevi, professoressa Tacconelli, vi ho detto over 65 le donne, scusatemi, gli uomini, e over 75 le donne. Quindi noi dobbiamo scendere e andare a interessare a questo target. Allora, ci sono molte modalità di prenotazione, però ovvio che ci vuole, come si può dire, il pesce pilota, no? Ci vuole il driver che deve essere la base per tutti. Ogni ULS ha la sua modalità di prenotazione, ogni ULS ha le sue regole. Adesso noi oggi facciamo un upgrade. Intanto abbiamo voluto dimostrare che il sistema senza l'upgrade funziona, perché quando tu fai 32.000 vaccini, ne trovate, ovviamente troverete milioni di veneti che non sanno quando verranno vaccinati, ma noi ne facciamo 31.000 al giorno e li finiamo. Però adesso vogliamo fare un salto in più e fare in modo che ci sia a livello regionale una modalità per prenotare, diretta o per conto terzi. Poi l'assessore Lanzarini vi parlerà delle farmacie perché ha chiuso l'accordo proprio stamattina, ma ve ne parlerà lei, che sia una modalità banalissima, velocissima, che ci permette di dire: qui sono andati oltre il muro del suono come pensata. Addirittura arrivando al punto di dire ai cittadini che non dovranno neanche scrivere il loro nome e cognome. Vi sembra strano riuscire a prenotare senza scrivere nome e cognome? Beh, noi ci siamo riusciti. Detto questo, dopo passo la parola al dottor Tognolo e infine all'ingegner Giobelli. Detto questo, vi dico che il sistema entrerà a regime, speriamo a giovedì, però siamo pronti. Tutte le home page
delle ULS avranno il link, ma ci sarà un sito, cioè i link portano tutti a sto sito, quindi uno o digita il sito o entra nella prima nell'home page della sua ULS e viene dirottato sul sito. Ci sarà un bel pulsante, ho scritto prenotazioni vaccini Covid, non serve andare tanto in giro perché ho detto deve essere una roba oscena dal punto di vista grafico, da quanto grande è, e tu vai lì, pigi e sei già pronto per prenotare. Dopo vi faranno vedere come. E chiediamo un po' di pazienza. So che ognuno avrebbe la sua formula magica per risolvere il problema del mondo. In questo momento siamo noi a dover trovarla e effettivamente facciamo fatica a trovare la formula magica per trovare i problemi del mondo, per risolvere i problemi. A noi piacerebbe, ve lo dico subito, e potremmo farlo con questo sito, fissare l'appuntamento a Luca Zaia che avrà diritto ad essere, perché il sito avrà degli sbarramenti e quindi possono, poi vi spiegheranno, possono vaccinarsi in base a delle categorie per le quali sono aperti i cancelli per una prenotazione. Luca Zaia magari potrebbe avere la prenotazione per il 22 ottobre del 2021 alle ore 9 presso la fiera di Godega. Noi lo possiamo fare in tempo reale. Il problema è che non sappiamo quando abbiamo i vaccini. Se avessimo una garanzia totale di avere, che so, 50.000 vaccini al giorno, faremmo prenotazione per 50.000. Quindi se aprissimo all'infinito per sistemare tutti i 4 milioni di veneti, per mandarli in giro a dire io ho già l'appuntamento, ci mettiamo un istante. Ma il problema è che dobbiamo rivederli tutti questi appuntamenti. Quindi chiedo a tutti comprensione e pazienza, perché finché non andremo a un certo regime garantito di vaccini, perché se avessimo certezza 30.000, 50.000 vaccini al giorno, noi sappiamo che ogni giorno facciamo 50.000, ci sarà anche Luca Zaia che si vaccinerà il 22 ottobre perché farà parte di quel giorno dei 50.000. Ve lo dico perché la prima roba che vi dicono, ma io non so quando mi vaccinerò. Cioè, così funziona. Possiamo anche dare gli appuntamenti a tutti, tanto per dire hanno un appuntamento in mano, ma li dovremmo cambiare tutti poi. Poi possiamo cambiarli noi d'ufficio o dobbiamo chiedere ai cittadini che li cambino. Ma questo ve lo spiegherà l'ingegner Giobelli e il dottor Tognolo. Passare la parola al dottor Tognolo, prego. Ah, Roana. Quando sei arrivato? Prima, adesso? 11:20? Mi piace che domandi a robe sempre appena arrivai. Roana, il 2 di aprile, dalle 8:30 alle 20 di sera, ci sarà la mega vaccinazione al Palazzetto dello Sport. Dal 31 al 37. Dal 31 al 37. E quindi è stata inviata la lettera a tutti di invito con appuntamento. Sì, di tutto l'altopiano, cioè il punto vaccini dell'altopiano è al Palazzetto di Roana, sì. Dal 31 al 37. Quindi, oh, bella domanda, non te lo so dire. Però il call center è attivo dalle 10 alle 12, 0424 69, è un 6 questo? 69 20 35, quindi per avere informazioni è dalle 8 il call center alle 12 del mattino, no, dalle 10 alle 12 ogni mattina. Le classi che stiamo a presentare di nascita il 2 aprile al Palazzetto dello Sport di Roana sono i nati dal 31 al 37. E i sindaci, quindi sia il sindaco di Roana, dove siamo appunto col centro di vaccinazione, sia gli altri sindaci si sono fatti parte attiva per consegnare le lettere o anche telefonare. Quindi sì, ringraziamo i sindaci. Seguiranno in prima persona, insomma, anche questa giornata. Passare la parola al dottor Tognolo, prego. Ah, ti cedo il posto, poi ve lo scambiate con l'ingegnere Gobelli. No, Buongiorno. Allora l'idea è proprio, abbiamo tentato di fare la cosa più semplice, nel senso che o dal portale direttamente o dai siti delle aziende si arriva su questa pagina iniziale, dopo l'ingegner Giobelli ve la mostra,
dove scelta l'ULS 1 singolo, oppure anche le farmacie o i comuni o un'associazione e il singolo cittadino digitano il codice fiscale o per la classe d'età o per l'appartenenza alle categorie, faccio riferimento in particolare agli estremamente vulnerabili, ai fragili e ai disabili. In base alla categoria, è entrato con l'ULS, individua la categoria e con il codice fiscale si apre anche lo slot di possibili sedi vaccinali. Scelta la sede, sceglie il giorno e sceglie l'ora. Alla fine c'è la conferma della prenotazione avvenuta e soprattutto credo che in questo primo periodo è particolarmente importante riuscire a non mettere solo il numero di telefono, il cellulare, ma soprattutto la mail, perché con la mail arriva direttamente sulla casella di mail l'anamnesi, i fogli, la scheda per l'anamnesi, in modo tale che uno se la precompila, ovviamente non completamente, perché una parte è riservata alla compilazione al momento della vaccinazione, e facilita anche tutte le operazioni di vaccinazione, perché è tutto tempo risparmiato al tavolo della vaccinazione. Noi abbiamo finora operato per predisporre tutti gli elenchi, ovviamente alcuni saranno incompleti perché alcune variazioni anagrafiche o alcune iscrizioni alle liste delle persone fragili o vulnerabili non le riusciamo a seguire completamente, però siamo fiduciosi che praticamente la stragrande parte della popolazione veneta venga riconosciuta al momento della sua richiesta di inserimento nella giornata di vaccinazione. Qualora questo creasse qualche problema, stiamo anche attivando e sarà pronto, se non per giovedì, sarà pronto in modo completo e diffuso per tutto il territorio, i primi giorni subito dopo Pasqua, anche un call center dedicato con un unico numero su tutta la regione, dove la persona che ha qualche difficoltà nell'individuare o nel fare la prenotazione si rivolge e verrà aiutato o a completare la prenotazione o addirittura a fare la prenotazione. Cioè, se io non ho né il computer né il telefono, però devo prenotare, tramite il numero fisso chiamo il call center mi dà tutte le istruzioni e mi aiuta fisicamente, operativamente a completare la prenotazione. Anche in questo caso l'unica avvertenza da avere nel momento in cui si chiama è di avere un punto di riferimento per ricevere la conferma della prenotazione e rivolgersi al punto di vaccinazione con la conferma e la data corretta del giorno in cui si effettua la vaccinazione. È un sistema, adesso l'ingegner Giovelli lo mostra, particolarmente flessibile e che è adatto sia all'utilizzo del singolo cittadino che si vaccina, sia qualche familiare che vaccina per conto dei propri familiari, ma anche può essere utilizzato, non voglio anticipare quello che dirà l'assessore Lanzarin, anche le farmacie, i comuni, associazioni, tutti i gruppi di interesse che si mettono a disposizione, volontariato, di essere punto di riferimento per la prenotazione. Credo che sia sufficiente, lascerei la parola all'ingegnere. Sì. Allora, cedo il posto. Ci spostiamo. È possibile spegnere tutte le luci? Giovelli. Luca. Possiamo spegnere ancora di più le luci? Sì, buongiorno. Allora, provate a spegnerle. Scusate, le telecamere riescono a filmare? Ok. ringrazio per le presentazioni che sono state molto chiare e precise. Mi rendono il compito molto semplice perché vi farò vedere solo l'operatività e vedrete voi stessi che si tratta di un percorso che abbiamo studiato per essere il più semplice possibile. Questo è il sito, è l'home page del sito, quindi adesso, salvo piccole variazioni, rappresentiamo tutte le USL e clicchiamo su un bottone dell'USL per scegliere l'USL. Il cittadino che deve prenotare cosa fa? Il cittadino, se arriva lì, sceglie l'USL. Bisogna spiegare sì. Allora, il cittadino
se accede al sito della propria USL, come si diceva prima, troverà un bottone, un link che porterà direttamente all'USL di riferimento. Se il cittadino invece accede all'home page del sito, che è questa, come prima operazione dovrà selezionare l'USL di riferimento. Quindi scegliamo l'USL. A questo punto inizia la prenotazione. Bisogna inevitabilmente riconoscere il cittadino e in base alle whitelist, e quindi alle liste di abilitazione dei codici fiscali che sono state su cui stiamo lavorando per rendere sempre più precise, riconosciamo o meno il codice fiscale che viene inserito. Solo se viene riconosciuto viene individuata la classe su cui è stato censito questo cittadino e di conseguenza individuate le sessioni, le agende su cui è attiva una prenotazione. Quindi abbiamo consentito il trattamento dei dati ai fini della prenotazione. Siamo alla seconda fase. Siamo alla seconda fase e devo selezionare una sede. Quindi queste sono le sedi che sono state riconosciute attive per il cittadino, sono le sedi reali queste. Adesso il sistema deve ancora entrare in produzione, però è già stato configurato in parte con le sedi reali, quindi scegliamo una sede a caso, perfetto. Terminata la seconda fase. Terminata la seconda fase dobbiamo identificare il giorno e graficamente viene rappresentata in maniera molto chiara la disponibilità che c'è su quella sede per quel giorno, per quella categoria. Seleziono un giorno. Posso chiedere una roba? Prego. Noi possiamo tornare indietro. Ah. Ok. Perfetto. Ma volevo chiedere, per spiegare una roba, perché giustamente è giusto che i cittadini sappiano. Se una persona decide, se una persona decide di prenotare ad aprile, maggio, giugno, va avanti, si trova. Questo è il principio di Booking, per capirci, di come si fissa una camera in albergo. Stessa roba. Sì. Sono quelle occupate e quelle libere. In base all'organizzazione di ogni singola USL e in base alle risorse a disposizione, parliamo di sedi, parliamo di persone, parliamo di vaccini e tutto, potremmo decidere di estendere la disponibilità e quindi aprire le agende avanti di una settimana, di 2 settimane, ma anche di 1 mese, 2 mesi, 3 mesi. Questa è una scelta che si farà con la consapevolezza. Con riferimento a quanto accennava prima il Presidente, dobbiamo capire il rischio che possiamo correre nel momento in cui per una causa di mancanza di vaccino dobbiamo ripianificare una serie di appuntamenti presi. Quindi sono discorsi che affrontiamo in base alle informazioni che avremo. Quindi, prego. Se io non appartengo a una delle categorie per cui si è aperta la sessione, non va avanti il portale. Cioè, se io provassi, classe 82, a iscrivermi, al codice fiscale si blocca. Esatto. Okay? Corretto. Quindi lo diciamo ai cittadini, se si blocca è perché non ne si è ancora aperta la sessione relativa. Il codice fiscale si porta in pancia, ad esempio, la tua data di nascita. Quindi se ne facciamo gli over 80, sei fuori, siamo tutti fuori. Sì, è corretto. Dopo, se ci fossero degli errori nella creazione delle liste, non tanto per quelle per età, dove è abbastanza certa la lista, ma su alcune categorie esiste sempre un call center di riferimento che ha la possibilità di gestire eccezioni di questo tipo. Scegliamo quindi il giorno. Selezionato il giorno, scelgo la fascia oraria
e ho finito, devo solo confermare i dati del contatto, quindi l'importante sono i riferimenti della mail e del telefono. La mail ci serve per inviare la documentazione, quindi l'anamnesi e la conferma dell'appuntamento preso. Il telefono, invieremo un SMS al cittadino con la conferma dell'appuntamento, e sono dati di contatto chiaramente utili nel momento in cui dovesse esserci qualche problema per cui è necessario contattare. Facevamo l'esempio prima di una sessione in cui mi manca il vaccino, devo contattare i pazienti e lo posso fare perché ho i riferimenti precisi inseriti dal cittadino stesso. Confermiamo e abbiamo finito il giro. Mi viene data un numero di prenotazione, mi viene riportato data e ora, ok, e a questo punto posso stampare il promemoria che il cittadino poi porterà con sé nel momento in cui si reca per la vaccinazione. Questo promemoria chiaramente, come dicevo prima, verrà allegato anche alla mail nel momento in cui la mail verrà popolata nella maschera precedente, insomma. Non sarà obbligatoria la mail, sarà o mail o numero di telefono, perché comunque non vogliamo... L'obiettivo è di non creare ostacoli nella gestione della prenotazione, il meno possibile. Sì, grazie. Scusi ingegnere, scusi Presidente, ma se uno non ha la mail, quindi non riceve i moduli da compilare per l'anamnesi? Sì, non riceve i moduli, riceve solo per SMS la conferma dell'appuntamento, ma l'anamnesi verrà comunque rivista, controllata e validata in sede di vaccinazione dal medico. Però se ad esempio si appoggia per la prenotazione la farmacia, ma lo confermerà l'assessore comune, da un figlio, da un fratello, che lascia una mail, apre la mail. Quindi l'accortezza di una mail aiuta i tempi di conclusione della vaccinazione, non certo impedisce che uno possa andare a vaccinarsi. Sì, volevo dire che la mail o il messaggio sarà operativo nel giro di una settimana, perché abbiamo da perfezionare questa roba, però comunque la mail ci vuole da adesso, e dopo sarà alternativo, o si consiglia la mail per chi ce l'ha, arriva in tempo reale, cioè nel momento in cui tu hai detto conferma, ce l'hai già, quindi te lo puoi stampare, ma ce l'hai già anche in mail. Io suggerirei adesso, siccome noi abbiamo tirata lunga, di fare una prenotazione in silenzio, vedere quanto ci si mette, perché a casa magari qualcuno dice ma quanto dura, rifacciamo dall'inizio, se si può. Questa è una demo, eccolo. Però dobbiamo usare un altro codice fiscale, perché chiaramente un paziente non si può prenotare 2 volte. State buoni. Non tutti sono abilitati ancora. È una demo, metti il mio. Guarda, qui abbiamo i tempi reali perché deve anche leggersi il codice fiscale. Provate a cronometrare e vediamo quanto ci mette Danila, che non l'ha mai utilizzato, giusto? Mai. Ecco. C'è il codice fiscale. Vabbè, comunque ci ha messo esattamente 50 secondi. 33. Bravo. Sì, in questo caso non ha dovuto digitare la mail e il numero di telefono perché erano già stati popolati, quindi più semplice di così, ingegnere non si può farlo, giusto? Direi di no.
Vi avevo detto che non si scriveva neanche nome e cognome, non c'è nessuna scheda da compilare, nulla. Cioè, questo è in assoluto in Italia il più veloce al mondo. Ecco, qua siamo in ambiente di test, per cui questi codici fiscali vengono utilizzati. Eccola, cioè 30 secondi. Metteteci dentro anche 2-3 minuti per uno che sta di leggersi tutto. Ma c'è anche poco da leggere perché abbiamo scelto di non scriverci proprio niente. Questo sì, però sarà operativo, adesso entrerà pian piano da giovedì, insomma, però potete annunciarlo, insomma. Non vi nego che saranno ULS che già da domani lo utilizzeranno, però annunciamolo da giovedì, anche perché abbiamo bisogno di testare pian piano. Scusi Presidente, quali categorie saranno riconosciute col codice fiscale? Cioè chi avete inserito? Ah beh, sono tutti i cittadini del Veneto inseriti. Sì. No, ma per le prenotazioni attive da giovedì, quali codici fiscali Gli vengono... over 80 da finire, dove non sono finiti si va scendendo ogni ULS, poi in base, per dire, ci sono delle ULS che hanno già prenotato tutti gli over 80, penso Venezia sia una di queste, se non sbaglio. Chi era che c'era qualcuno? Ah no, Bramezza, il Pedemontana aveva già tutti prenotati, quindi scenderà di età. Quindi, sì, i fragili scende d'età, i fragili vanno sempre in parallelo. Quando entrerà in funzione si potranno prenotare tutti gli over 80, nel caso in cui gli over 80 siano già prenotati, ogni ULS si è... E i fragili. E i fragili. Sì. Non andiamo... E diciamo... anche gli accompagnatori, i familiari. Allora, noi pensiamo quando andremo a regime, per ora teniamo un sistema misto. Quando si andrà a regime, che vediamo che funziona, perché deve funzionare bene, allora l'accompagnatore si presume che si vada a prenotare assieme al proprio familiare, non è che si presenta lì a fare sorprese. Per adesso accettiamo le sorprese. Però nel momento in cui vediamo che gira bene, allora togliamo il tema dell'accompagnatore fuori agenda. Io volevo ringraziare il dottor Tognolo e l'ingegner Giobelli perché hanno anche sopportato un sacco di come si dice? Di suggerimenti. Di fumate, però direi che loro sono stati veramente bravi, nel senso che noi dovevamo dare ai veneti un sistema che sia banale, più banale di così non si può. Immaginate con un telefonino, poi l'assessore Lanzarini, poi io vi lascio, vi dirà delle farmacie. Ringrazio il sindaco Conte, ne ho parlato ieri sera anche, con i servizi sociali dei comuni, con ANCI, pensare anche qui da supporto. Chiunque, qualsiasi associazione di volontariato, se decide, fa la prenotazione, diventa una chiamata di popolo, no? Perché tu lo puoi fare con un telefonino, se ti ferma un anziano, dice io voglio prenotarmi, ti trova al supermercato, gli puoi fare il favore con un telefonino. Dopodiché ti farai dare farai in modo di far avere a qualcuno la prenotazione. Comunque lui è prenotato, glielo puoi scrivere su un pezzo di carta, se anche non ha il telefonino, e basta che si presenti con quel pezzo di carta, male che vada, la centrale, se dovesse succedere qualcosa, intercetta la mail di chi ha fatto la prenotazione, dice guarda che quella prenotazione di quel signore va cambiata. Quindi diventa anche mutualistica come operazione. Se avete 2 domande per me, poi io vado su per la videoconferenza. Tosato, Bonner, Dopo c'è ovviamente l'ingegner Giobelli per il coso e il dottor Prigioni, Tognolo. Rosati e Fois. Sì. Tosato. Sì, buongiorno Presidente. Oggi c'è questa riunione con il Presidente del Consiglio Draghi. Sì. A che ora è? Alle 17. 17. C'è un ordine del giorno preciso? Ma immagino si parli del DPCM, deduco perché scade il 6. Quindi avendo le regioni, come si può dire, l'intesa sui DPCM, o sentite le regioni, ecco, è una formula più blanda, di solito la prassi prevede che si ragiona su una bozza, su delle idee, dopodiché il governo fa il DPCM. Ad oggi non è dato a sapere quali siano, diciamo, i pilastri del nuovo DPCM, perché scade il 6. Se il 6 non ci fossero DPCM si torna alla vita normale. Lei porrà... O quasi. O quasi. È quel quasi che ci preoccupa.
Ma preoccupa tutti noi quel quasi. Allora, noi intanto abbiamo l'obbligo di non banalizzare la situazione perché abbiamo oltre 2.000 pazienti in ospedale. Il virus c'è, abbiamo 40.000 persone infette in questo momento in Veneto. Dopodiché cercheremo di capire, io penso e spero che si parta quantomeno da un presupposto di riaprire le scuole, oltre che a pensare alle attività, trovando dei sistemi. Resto ancora convinto, anche se vedo che qualcuno non è convinto, che la diagnostica per gli screening sia fondamentale. È cosa che fanno gli altri paesi. Ha ragione Barnabò Bocca che dice che noi chiudiamo, gli altri ricevono i nostri turisti con 2 tamponi. Cioè, un italiano va alle Canarie, l'ho detto oggi Barnabò Bocca di Federalberghi, va alle Canarie e fa un tampone in entrata e un tampone in uscita e è a posto. Da noi resta chiuso l'attività. Questo è singolare come ragionamento. Dobbiamo utilizzare di più i tamponi, fare screening di massa. 2 domande volanti che mi sembrano un po' rappresentative. Novantenni che non hanno ancora ricevuto alcun contatto possono essere fiduciosi che arriverà il loro turno presto? Assolutamente sì, ma vi ripeto che sono 400.000 gli over 80, dei quali 100.000, mi dice il Sole Lanzarin, allettati a domicilio. Facendone 30.000 al giorno come facciamo adesso, capite che si vede la curva che si sta ormai saturando, no? Però è ovvio che l'ultimo che verrà vaccinato dirà fino a quel giorno che lui ancora non è stato vaccinato. Ragazzi, se avessimo noi un magazzino a disposizione, avremmo prenotato tutti sapendo che non disdettiamo nessuno, no? Questo è il problema. L'ultima cosa che arriva da un'associazione di proprietari di camper, che non c'è l'avvocato Botteon che è l'onnisciente dei dettagli, ma insomma chiedono se io ho un camper che è parcheggiato in un comune diverso dal mio e che richiede manutenzione e controlli, posso... Sì, Botteon direbbe seconda casa è possibile per un solo membro della famiglia solo per necessità, cioè manutenzione e controllo. La ringrazio. Un membro della famiglia c'è scritto Sì, zona sì, rossa. certo. Cioè, tipo se rompe il tubo a casa. Sì, infatti. Bonnet. Sì, Presidente, buongiorno. Allora, 2 domande. La prima sull'incontro con Draghi. Vedo che sta tornando questa ipotesi che le regioni possano fare degli acquisti per conto loro, il famoso tema degli intermediari, spinto anche da iniziative fughe in avanti come quella della Campania. Allora, se ne parlerà oggi? Il Veneto tornerà a chiedere ufficialmente questa possibilità oppure no? Di certo sì, e la porrà il Veneto. Ma scusami, a me sembra, io non ho nulla contro la Campania, ma nulla veramente. Trovo semplicemente strano che il Veneto, che diligentemente addirittura ha avuto dei contatti, li ha comunicati ad AIFA in tempi non sospetti, non il giorno prima, molti giorni prima, li ha comunicati al commissario, ne ha parlato, li ha comunicati in AS, si è visto messo alla gogna pubblica per 10 giorni. Qui abbiamo la Campania che si muove, addirittura ringrazia l'ambasciatore che rappresenta il governo per l'attività di supporto, nessuno ha niente da dire. Ripeto, secondo me va bene quello che fa la Campania, ma lo devono fare tutti. Cioè, se noi abbiamo opportunità, io non so se esistevano o non esistevano i vaccini, ma oggi se avessi avuto la possibilità di avere quei vaccini, avrei magari qualche problema in meno. Vi ricordo che l'offerta, ci ha detto il dottor Flora, era di 27 milioni di dosi. Oggi. Ok, seconda domanda. Abituato col computer, con la penna ormai arranco. Allora, no, sul tema delle informazioni. Adesso parte il numero verde, parte il portale. Chiedo, i medici di medicina generale stanno facendo un minimo di filtro? Stanno dando una mano? Si stanno attrezzando? Lo dico perché i pazienti chiamano noi nelle redazioni e noi li dirottiamo a loro, nel senso che non siamo noi tenuti a dire se uno è fragile o non è fragile o aiutarlo. Per cui riscontrate questo tipo di problema oppure con loro stanno andando? Dopo sulle liste di fragilità vi dirà anche il dottor Tognolo come l'assessore come sono inquadrate, nel senso che sono inquadrate con un criterio, no? Esenzioni, cioè, avendo noi la storia sanitaria e i codici per ogni paziente. Dopodiché guardate che su 5 milioni di veneti ci sono sempre tutte le eccezioni che confermano la regola. I medici di base si stanno attrezzando, in alcune province sono molto performanti,
penso alla Pedemontana, dove, e anche a Vicentina, dove sono stati coinvolti tutti i medici base. In altre province hanno iniziato con delle medicine di gruppo e stanno crescendo. Ovvio che bisogna andare velocemente a regime, soprattutto sul tema dei domiciliari e dei fragili, perché i medici di base sono quelli che conoscono maggiormente i loro pazienti. Cioè, un USCA può anche arrivarci, però l'USCA arriva davanti a una persona allettata, magari anziana, e sa semplicemente i dati anagrafici, non sa la storia sanitaria di quella persona, no? Come il proprio medico. Non la sa come il proprio medico. Forse sia utile dire che nel portale non si potrà scegliere il vaccino, perché noi abbiamo anche questo tipo di richieste. ma Cioè, finiamola scelgo questa storia. Pfizer, AstraZeneca, è escluso questo. No. Bene. Il vaccino comunque non si sceglie. Il vaccino viene attribuito dopo l'anamnesi. In Serbia si sceglie, ma in Serbia. No, ma a me sembra, cioè, nel momento in cui noi avessimo la possibilità di scegliere il vaccino, vuol dire che i medici sono inutili. Perché vuol dire che decidiamo noi se va bene un vaccino. Io penso che dobbiamo fidarci a quello che decidono i medici con l'anamnesi. Ci sono stati degli abbandoni, soprattutto su Venezia e Verona, ieri. Venezia addirittura ha parlato di 400 abbandoni su AstraZeneca, ha parlato stamattina in riunione. Noi facciamo riunione tutte le mattine. Ecco, se qualcuno pensa di scegliersi il vaccino, posso garantire che passerà tanti mesi e anni prima che si vaccini, perché noi non possiamo, come si può dire, bypassare le indicazioni del medico. E anche giuridicamente improponibile per noi, è un problema tecnico-legale, cioè... Prego. Alda Vanzani. Buongiorno. Lei prima diceva, presentando questo portale, questo nuovo sistema di prenotazione, che ogni US è andata avanti con i propri sistemi, con le proprie modalità. Continueranno in parallelo oppure ci sarà No, solo... si riversano qui. E quindi ci sarà solo questo tipo di prenotazione, nient'altro. Il resto lo faranno i medici di medicina generale per i pazienti a casa. No, scusami, digitale la piattaforma solo a questa. Se poi un US decide di fare delle campagne con delle lettere perché tipo Roana gli va bene, piuttosto che fare accesso rapido, lo fa. Ma se parliamo di computer, c'è solo questo. Quindi questo è l'unico tipo di prenotazione. Poi le US sono libere di fare anche altre cose. Questa è quella base, quella più importante. Poi c'è la roba di corollario. Okay. Senta, sui fragili però ci sarà un'indicazione, ci arrivano segnalazioni di persone che dicono in questa ULS non siamo stati vaccinati, oppure siamo stati vaccinati ma non i nostri familiari. In altre ULS invece hanno vaccinato anche la persona convivente. C'è una specie di decalogo uguale per tutte le ULS? Dopo lo facciamo subito, così. Allora, probabilmente c'è stata un po' di confusione, perché vi ricordo che c'è stato un primo piano nazionale con un elenco, poi un secondo piano. Nel primo piano gli assistenti, i caregiver, le badanti non erano inserite. Nel secondo piano invece hanno inserito anche per alcune patologie, non so, i trapiantati, gli oncologici, le disabilità grave, non per tutti, anche assistenti, caregiver e quant'altro. Quindi secondo me c'è stata un po' questa confusione che è stata creata tra l'uno e l'altro. Allora, noi oggi con Azienda Zero cosa abbiamo fatto? Abbiamo estrapolato tutte in base all'elenco nazionale, che c'erano le macro aree per capirci, abbiamo estrapolato tutti con i codici di esenzione, li abbiamo divisi per USL, abbiamo dato a ogni singola USL quindi tutti i suoi pazienti fragili, che siano legati a malattie respiratorie, cardiocircolari oppure neurologiche e quant'altro. Quindi ogni singola USL ha l'elenco con i propri pazienti. Stavo adesso discutendo, lo daremo anche agli MMG, perché così potranno anche incrociare probabilmente e capire quali sono i loro assistiti che rientrano in questa categoria. Ci manca l'elenco dei disabili, quelli legati alla 104, perché ci arriveranno dall'INPS, che dovrebbe darcelo a giorni, si è impegnato a darlo a tutte le regioni. Quindi poi caricheremo anche questi. E con le USL adesso concorderemo anche un'uniformità il più possibile, in modo che uno non parta con una... Cioè andremo, io credo, nell'elenco, c'è un ordine nell'elenco, seguiremo quell'elenco nazionale, insomma, malattie respiratorie, eccetera, perché mi sembra la cosa più semplice, ma anche più giusta e equa.
Presidente, alcune regioni, 2 per la precisione, l'Emilia Romagna il 25 marzo, la Lombardia il 27, i rispettivi governatori hanno firmato delle ordinanze per consentire l'attività di toilettatura animali. Lei pensa di fare altrettanto in Abbiamo fatto Veneto? stamattina una FAQ. Che dice? Che dice che si possono portare gli animali dal toilettatore, lasciarli, non attendere e andare a riprenderli. Ma è servita un'ordinanza? Va bene, ok. Altra domanda invece, tempo fa ci davate, visto che da oggi sono sospese le attività, le attività programmate non urgenti negli ospedali, quello che chiamavamo il semaforo, il barometro veneto, ULS per ULS, con le occupazioni... Domani ve lo portiamo. Noi ce l'abbiamo tutti i giorni, però domani magari invitiamo l'ingegnere Fattori domani, così è lui l'uomo del tachimetro, come lo chiama lui. Invece l'ultima domanda riguarda Mara Venier e Katia Ricciarelli. Katia Ricciarelli ieri ha detto che il Veneto la sta trascurando, l'ha detto in televisione. Mara Venier ha detto chiamatemi subito Zaia, poi evidentemente non vi siete sentiti. Quindi è giusto privilegiare Katia Ricciarelli e chi come lei ha 75 anni? Insomma, ci sono quelli che hanno 76, 77, 78, 79 fino ai 111. Noi non trascuriamo nessuno e Katia sa benissimo che arriveremo anche a fare la vaccinazione. Io l'ho scoperto ieri, ma me l'hanno detto, e ringrazio Mara Venier perché mi ha cercato, mi ha fatto cercare, mi ha anche detto se volevo intervenire, ma ormai era tardi, nel senso che è comprensibile lo sfogo oggettivamente, no? Perché una persona magari che si trova da sola a casa, dice qua non mi chiama nessuno, non si vaccina, per noi, voi che siete addetti ai lavori più di me ormai, sapete quali sono i termini. Da domani, se vogliamo, ma lo trovo ingiusto, se volessimo consolare tutte queste persone che pensano di essere state trascurate, apriamo e girano la prenotazione. Io il 3 maggio mi vaccinerò, poi non arrivano i vaccini, spostiamo ancora. Forse sbagliamo a ragionare così, ma è inutile illudere le persone. I vaccini domani mattina, se non arrivano quelli nuovi, sono finiti. Noi però far passare l'idea che il Veneto non è virtuoso, decisamente no. Ma comunque conosco Katia Ricciarelli, conosco anche Mara, so che Katia Ricciarelli non ce l'ha col Veneto e posso capire lo sfogo, ma io ho anche l'obbligo di difendere la qualità del servizio che stiamo erogando. Insomma, siamo sotto i riflettori nazionali per l'efficienza. Ovvio è che mi metto nei panni di un cittadino che non ha notizie, cioè, capisco. Antonella Prigioni. Buongiorno. Sì, ma l'ho detto prima, vi ho detto che ci hanno dissequestrato AstraZeneca. Sì. Ci sono 22.000 dosi su 23.000. Buongiorno Presidente. Una precisazione: se domani mattina non dovessero arrivare i vaccini, ovviamente sono confermate le dosi per i richiami. Sì. Noi siamo stati prudenti su quello, però poi è finita. Se domani non arrivano i vaccini, mercoledì sarà qualcosa a macchia di leopardo per finire qualche scatoletta, ma non niente di più. Grazie. E che sarebbe un disastro perché dobbiamo sostanzialmente rimandare a casa circa 30.000 persone. Richiami garantiti. Nuovo Terraglio. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Mi scusi, ieri io ero a Villorba, ho seguito e infatti porto anche ringraziamenti da parte di alcuni signori 85enni che ringraziano per l'organizzazione soprattutto. Grazie. Che è stata molto molto accurata, eccetera. In effetti lì appunto quando arrivano al banco hanno già stampati questi moduli che poi compilano insieme al medico, per cui tutto è andato benissimo. Però alla fine intanto c'era Moderna, perché c'era quel lotto, probabilmente erano arrivati e poi sono finiti, perché ovviamente alle 8 di sera erano già tutti finiti e qualche persona non si è potuta vaccinare proprio per questo motivo. Allora la domanda è: si può andare avanti con questa angoscia del giorno per giorno, se arrivano i vaccini o non arrivano i vaccini? Io lo so che lei dice non sono mica noi avevamo io. trovato una soluzione. Esatto, ma la gente dice ma Zaia non può, cioè tutti quanti fanno la stessa domanda, ma Zaia non dice niente, ma Zaia non va avanti. Ecco, questa era, io mi faccio solo portavoce. Mona veniva gioco a piena del Piave.
Cioè, ragazzi, lo sapete anche voi, cioè, vanno rispettate le leggi in Italia, no? Non possiamo farci nulla, nel senso che le leggi vanno rispettate ed è giusto perché siamo un paese civile e le leggi oggi ci vietano di comprare vaccini. Noi abbiamo tentato, poi li avessero avuti questi vaccini, non ce li avevano, non siamo neanche riusciti ad accendere la luce per capire. Però voglio che sia chiaro a tutti che il dottor Flor ci ha detto che nei contratti inviati non c'era scritto che dovevamo pagare prima la merce, ma c'era scritto che dovevamo pagarla quando sarebbe arrivata e fosse stata anche validata da un ente terzo. Questo ci ha sempre detto, l'ho detto anche a voi. Per cui anche ipotizzare che noi siamo 4 allocchi che davano soldi in giro per il mondo per avere scatoloni vuoti, cioè, a parte il fatto che vi do una dimensione, 27 milioni di vaccini, più o meno saranno vuoto per pieno dai 250 ai 300 milioni di euro. Sì, non è che fosse poca roba, non è che tu non puoi farsi fregare una cifra del genere. Ma mi scusi, sto vuoto per pieno che me ne piace tanto, cosa significa? Perché è un termine economico, vuoto per pieno. Non sai? Ci illumini. Scusate, cioè, quando si fa un conto, invece di essere precisi, millimetrici nel calcolo, si dice, vuoto per pieno, a spanne vuol dire, ecco, a spanne. Scusami, a storia non ve l'hanno spiegata sta roba. Vuol dire riempito sommariamente. Ecco, vedi, un altro che ha studiato, filosofia, riempito sommariamente. Purtroppo la mamma voleva l'ingegnere. Ma... Io invece ho una laurea che queste robe non le faceva, eravamo molto più pratici. E Fois? Buongiorno Presidente. E perché no, mi pare di capire, vero? Torno ancora sui vaccini, cioè il fatto che domani si esauriscano le dosi significa che tutti e 3 quindi non sono arrivati o non stanno rispettando i termini di consegna. Perché prima sapevamo di Moderna che... Moderna è una Cenerentola per noi. Pfizer mi sembra che abbiamo 12.000 dosi. Quanto ne ha? 12.000? Abbiamo 12.000, se è confermato Pfizer arriva il martedì, quindi in teoria dovrebbe arrivarci domani mattina 83.000 dosi, però c'è tutta una procedura per l'arrivo eccetera, quindi ce l'avremo utilizzabile domani verso sera o mercoledì, insomma tardo pomeriggio, se arriva domani mattina. Adesso ne abbiamo 12.000, dopodiché Moderna e AstraZeneca ne hanno 66.000. E AstraZeneca arriva verso fine settimana e dovrebbero arrivare le 100.000 dosi di AstraZeneca, però arrivano probabilmente giovedì, verso giovedì insomma in teoria. Comunque sentite, ci vogliono vaccini per vaccinare, no ciacque. Senta, per esempio per utilizzare il sito già mi arrivano diverse domande, per esempio ci saranno delle chiamate diciamo per categoria o per classi di età, Sì, come verranno comunicate? Poi anche ci sono delle persone che dicono noi non sappiamo se siamo considerati soggetti fragili pur soffrendo di diverse patologie. Ci saranno anche delle specifiche sul sito scrivendo questa prenotazioni aperte per, ci saranno classi di età, patologie eccetera. Poi uno prova col codice fiscale e vede. Grazie. Prego. È una roba complicata. Cioè, il lavoro che c'è dietro a sta roba banalissima, è complicatissimo. Se è finito io... No, c'è... ciao Curzio. C'è Curzio Pettenò e poi abbiamo chiuso col Presidente. Rapidamente, lei cosa chiederà precisamente nell'incontro con Draghi? Cioè, è stato detto ci sono fughe in avanti di alcune regioni, diversità. L'occasione dell'incontro a quanto pare è quella di uniformare certe scelte anche a livello vaccinale e sulle valutazioni da fare in seguito anche rispetto a chiusure e aperture. Lei cosa chiederà specificamente? Ma guardi, io credo nella leale collaborazione tra le istituzioni e questa è la base di lavoro, di partenza. Dopodiché serve garanzia sulle forniture dei vaccini perché questo ci permette di programmare e andare a parlare in maniera semplice e corretta ai cittadini ed infine capire quale sarà il post 6 aprile rispetto alle chiusure. Post 6 aprile scuole aperte, anche altro secondo lei? Per me sì, nel senso che bisognerà affrontare, coscienti del fatto che il virus c'è, ma bisognerà affrontare questo argomento. Ad esempio per le scuole io penso che il tema dello screening con i tamponi, cadenzato magari settimanalmente, ci permette di affrontare il tema apertura scuole. Però poi ci sono gli scienziati che devono darci i pareri, perché poi io non voglio fare il mestiere degli altri, quelli che io fa bene. Per quanto riguarda il piano vaccinazione, ovviamente ci sono stati problemi, non può negarlo che ci sono differenze in varie realtà, in USDA varie.
l'avvio della prenotazione online crede che potrà semplificare o ci possono essere problemi che ci saranno ancora, situazioni, code o perplessità, problemi sollevati in varie realtà? Ma guardate, problemi ce ne saranno sempre. La vita è costellata di problemi. Dopodiché già abbiamo difficoltà in alcuni casi a gestire le pulizie primaverili che si fanno la settimana di Pasqua, immaginate a vaccinare 5 milioni di veneti. Cioè, ma noi siamo fiduciosi sul fatto che questo portale ci permette ancora di più di dare più servizi ai cittadini. Rischi di crash, di problemi, cioè più possibilità che... Noi speriamo proprio di no. E comunque siamo attrezzati anche per lanciare i computer fuori dalla finestra e andare di accesso diretto. Per questo abbiamo fatto la prova. No, adesso che sarà tutti quei ambientalisti che inquina, butta... No, scusate. Quando parte il portale a questo punto? Giovedì. Giovedì sarà operativo. Giovedì sarà operativo e chiediamo solo collaborazione e pazienza ai cittadini, perché immagino, spiegando che non tutti potranno prenotarsi giovedì se non fanno parte delle categorie indicate dalla loro ULSS. Cioè devono seguire le indicazioni della ULSS? Sì, che saranno scritte entrano nella prenotazione e vedranno cosa c'è, quali saranno le categorie. Okay. Bene. Sì, lascio all'assessore Lanzarini, scusatemi, non vi lascio più. Grazie, buongiorno, grazie. Prego, Assessore. Sì, allora per completare abbiamo chiuso stamattina l'accordo per quanto riguarda le prenotazioni tramite le farmacie, che sarà quindi oggetto di una delibera domani in giunta per essere operativo, quindi quando noi apriremo le prenotazioni da giovedì. Quindi da giovedì si potrà prenotare anche tramite le farmacie. Allora noi abbiamo chiuso con loro, vi ricordo che le farmacie sono 1400 in Veneto, e quindi sono un numero molto importante, anche coprono tutto il territorio, anche i paesini più dispersi o comunque più disagiati, e quindi diventano un presidio fondamentale. Noi abbiamo con loro concordato che loro in questa prima fase quindi attueranno la prenotazione per i loro per coloro, insomma i cittadini, pensiamo soprattutto alle persone forse più anziane, insomma che hanno più difficoltà a gestire una prenotazione da solo, e anche li aiuteranno nella compilazione delle documentazioni. Quindi vi aiuteranno anche in quello che è il lavoro, insomma, che in qualche modo faciliterà poi anche nei centri vaccinali, e quindi nella compilazione, dall'anamnesi a tutto il resto, insomma, quindi vi aiuteranno in questo. L'accordo che è stato quindi siglato con loro prevede un compenso a prenotazione che va dai 2,90 € per le farmacie, per ogni singola prenotazione, per le farmacie, quelle insomma, le farmacie, mentre 3,10 € per quelle cosiddette a basso reddito, quelle rurali, insomma, quelle che sapete nelle situazioni più disagiate che hanno un reddito più basso vengono così definite, quindi 3,10 € per quelle più piccoline, più periferiche, le cosiddette rurali a basso reddito, e 2,90 € mentre per tutte le altre per prestazione. Deve pagare la gente. Come? Certo, no, paga la regione, sono costi che sono all'interno della regione, che pagheremo con dei finanziamenti che abbiamo per le farmacie dei servizi, l'attuazione della farmacia dei servizi, e questo è una delle caratteristiche della farmacia dei servizi, quindi non lo so, quello che c'è stato, erano 34 milioni a livello nazionale, mi sembra, se non erro, però eventualmente poi lo verifico e ve lo faccio sapere, e quindi poi con la quota che spetta al Veneto. Mi sembra... Quanto costa l'operazione farmacia? Ah no, non la sappiamo perché non sappiamo quante prenotazioni verranno fatte, quindi è difficile dirlo. Ci saranno le rendicontazioni, quindi noi insomma poi pagheremo alle farmacie insomma questa prestazione. Ma la cifra è per ogni prenotazione? Per ogni prenotazione. 2,90 € per le farmacie in generale, 3,10 € per le cosiddette farmacie rurali, ossia quelle a basso reddito, quelle che sono in aree più disagiate, che hanno comunque alla fine insomma un bilancio molto inferiore, che già voi sapete sosteniamo noi con 200.000 € all'anno nel bilancio, le cosiddette farmacie rurali.
Fanno base alla piattaforma. Fanno base, hanno lo stesso modello di prenotazione questo, solo che loro entrano con la loro mail, quindi stampano, aiutano il cittadino alla compilazione di tutta la varia documentazione e rilasciano anche la stampa della prenotazione. Questo è. Poi con loro abbiamo detto che ci ritroveremo, penso già nell'arco di una settimana, perché stanno discutendo proprio in questi giorni a livello nazionale il discorso invece di effettuare la vaccinazione da parte dei farmacisti. Quindi si sta discutendo a livello nazionale se loro appunto con un corso predefinito diventano anche vaccinatori e quant'altro, e anche sulle tariffe, che saranno poi tariffe quindi nazionali, però ci ritroveremo per questa cosa. Intanto oggi abbiamo chiuso l'accordo per quanto riguarda la prenotazione, che ripeto anche per loro potrà essere attivo, quindi possiamo dire a chi ci ascolta che da giovedì, quando partirà la prenotazione per tutti i cittadini veneti in base alle categorie insomma che individueremo, di classi o categorie di persone fragili, si potrà fare la prenotazione anche in farmacia. Il Presidente ha citato anche il Presidente di ANCI Veneto, il Sindaco di Treviso, con cui abbiamo interloquito per proprio dire anche alle amministrazioni locali se ci supportano tramite i loro, non so, uffici dei servizi sociali, i loro uffici anagrafe, insomma, e quant'altro, per quei cittadini che per 1000 motivi non hanno una strumentazione tecnologica, non possono effettuare, insomma, la vaccinazione. Non possono effettuare, scusate, la prenotazione. Io non ho... Domande per l'assessore Fois, Media Nord-Est. Buongiorno Assessore, volevo chiederle con gli odontoiatri invece a che punto è l'accordo. Gli odontodiatri, noi abbiamo avuto da parte di ANDI, che è una delle sigle che raggruppa appunto una parte degli odontodiatri, una disponibilità di 500 odontodiatri. Gli odontodiatri vengono a titolo gratuito, perché così è l'accordo nazionale, quindi loro insomma vengono a titolo gratuito. C'è il discorso legato al famoso scudo, che sarà oggetto, voi sapete, insomma, però in generale per chi fa i vaccini di un provvedimento così, almeno è stato annunciato nazionale. E poi per quanto riguarda l'assicurazione invece stiamo verificando noi per avere la copertura vaccinale. Loro ce l'hanno già, mi dicono che in alcuni casi hanno anche esteso a questa tipologia di assicurazione, quindi insomma mi sembra che la cosa insomma sia fattibile ma anche risolta di fatto. Grazie. Altre domande all'assessore? Possiamo chiudere qua. Vanzan, Gazzettino. O all'ingegnere o al presidente di... A chi vuoi. A chi ritiene di rispondere, grazie. Tanto per chiarire, il sistema prenotazione non mostrerà da oggi si aprono le prenotazioni per gli over 80, per gli over 70, eccetera. C'è soltanto l'automatismo del codice fiscale, cioè io se non riesco a prenotare... Scusa. Allora, è stato impostato così, chiaramente si può inserire, ed è un'idea, l'ha detto anche il Presidente, una comunicazione una volta scelta l'ULSS di quali sono le categorie prenotabili per evitare che uno provi a prenotare e non trova posto di prenotazione. Ci potrebbe essere un'integrazione. Abbiamo già individuato un posto dove poterlo inserire in modo tale che quando uno arriva lì per digitare il numero di codice fiscale, Luca mi sembra che sia così, vede a fianco, a sinistra se non ricordo male, quali sono le possibili prenotazioni da poter fare, quali sono le categorie attive, diciamo. Questo anche perché voi sapete che ci sono alcune, non so, in alcune parti gli MMG sono già partiti, no? E quindi gli è stato dato, avevamo detto fascia 70-79, qualcuno ha dato 79-75, quindi è chiaro che ci sono delle aziende che arriveranno prima, che hanno già iniziato alcune corti, altre no, e quindi ognuna si gestirà insomma in base un po' a questi accordi che hanno presi e si sono divisi anche con i medici di medicina generale proprio per non sovrapporre insomma le stesse chiamate. Esatto? Sì, no, in effetti, in assenza di indicazioni specifiche sulle classi, sulle categorie coinvolte, chi clicca per la prenotazione avrà, cioè
avrà la consapevolezza di non essere inserito nel momento in cui gli viene rifiutata la prenotazione, se capisco bene. No, allora, l'idea ovviamente è quella di non consentire un accesso selvaggio che fa perdere tempo, ma di quello di individuare nel momento in cui uno entra, o anche con campagne di informazione apposite, avvertire quali sono le categorie aperte, in modo tale da evitare che uno ci provi. Se uno ci vuole provare, nel momento in cui digita il suo codice fiscale, se la categoria a cui appartiene non è attiva, gli viene fuori il messaggio: la tua categoria non è attiva. Ma probabilmente in questo caso noi l'abbiamo predisposto, è da organizzare con tutte le aziende, perché come ha detto l'assessore, ogni azienda ha le agende predisposte e organizzate in un certo modo. Probabilmente a fianco, proprio prima di digitare il codice fiscale, avrà le informazioni per capire se sta provando una cosa che va a buon fine o meno. Sì, appunto, non è però in questo momento qua non è una questione di poco conto. Sì, ma noi abbiamo, non è un caso che il Presidente si attiva il giovedì, però noi abbiamo lunedì, martedì, mercoledì per organizzare anche questo aspetto, che ovviamente i colleghi stanno portando avanti le vaccinazioni, bisogna arrivare a un'informazione che sia congrua. Che poi, mi scusi, sarà diversificata, perché se una US ha meno pazienti e ha corso, magari in quell'US là abbasseranno l'età, giusto? O va più avanti, dipende. Sì, chiaro che questa cosa qui, insomma, deve essere un po' costruita in base alle potenzialità, alle dimensioni, penso alle USL più piccole, a chi avrà più pazienti fragili, da meno pazienti fragili, cioè, insomma, le variabili possono essere tante. Ci potrebbero essere anche dei lanci a livello regionale se riusciamo ad avere, non so, nello stesso momento quella categoria o quella classe di età da partire tutti insieme, però insomma questo lo capiremo solo vedendo un attimo. No, certo, questo è chiaro. Se posso chiedere, per quanto mi riguarda, un ultimo dettaglio. Non ho ben capito il discorso dell'anamnesi, ovvero l'utente che vuole segnalare le sue condizioni di salute, magari alcune patologie in atto, in quale fase della procedura deve intervenire? No, allora c'è la possibilità di stampare come si dice, tutti i fogli, compilarla e poi in quel caso lo deve presentare quando va per la vaccinazione. C'è il medico che comunque controlla, perché ci deve essere, oggi l'anamnesi può essere solo sottoscritta poi da un medico, quindi ci deve essere un medico che comunque verifica quello che è stato scritto, se ci sono dei dubbi ne discuterà con il cittadino e poi dà il via libera per il passaggio successivo alla vaccinazione. Sì, correttissimo. Aggiungo solo una cosa. Successivamente alla partenza abbiamo previsto la possibilità opzionale, non obbligatoria, di compilare l'anamnesi anche in una maschera in cui mi prenoto, insomma. Questo ci consente anche di raccogliere dei dati in maniera un po' più uniforme per poterli gestire dovessero servire. Mi permetto una terza ipotesi: qualora uno non compili, Filippo, il modulo, qualora non lo faccio online, quando arriva là a vaccinarsi gliela fanno sul posto. Compila là direttamente. Quindi sul nessuno posto. rimane senza anamnesi. Obbligatoria, quindi non... consenso informato è obbligatoria, quindi non lo deve comunque compilare. Va bene? Grazie, arrivederci.